Allora, torniamo un attimo qui a noi a capire. Ci sono molti che hanno poi anche puntato il dito contro i costruttori, eccetera, perché gli anni in realtà delle abitazioni sono più di quelli di 40, perché si è costruito con criteri sempre più indietro dell'era in cui si viveva. Siamo sempre rimasti, per cui non è che hanno 40 anni di anni, in realtà ne hanno una decina in più, perché insomma c'è questo piccolo aspetto tecnico. E anche facendo un po' un'indagine tra alcuni costruttori che adesso stanno costruendo con metodi completamente innovativi, in classe A, tutto quello che vuoi chiamare, comunque con queste tecniche innovative, dicono di aver venduto quasi tutto, anche già sulla carta, perché l'acquirente allettato da questo esiste, non è un problema vendere con queste nuove, anche se il costo è in proporzione un po' superiore, ma sapendo anche vendere l'idea, il progetto, e quindi anche qui comunicare, fare marketing di questa cosa, il consumatore è disposto a fare l'investimento perché crede in qualcosa che va ben oltre, ecco qui il 2020, cioè diventa il vero investimento sul mattone. Anche se dovrebbe essere un diritto. Dovrebbe essere un diritto, però non è così, perché ci sono ancora molti che ti dicono di aver fatto certe costruzioni, poi in realtà ormai l'acquirente, se deve fare la spesa, la fa con cognizione di causa, porta il suo perito e scopre che i parametri non ci sono, insomma. Quindi c'è una responsabilità anche nel non essere cresciuti, essersi autoformati, aver girato... Non c'era manco la richiesta, cioè il mercato Dopo sentiamo il professore che insegna di questo. No, purtroppo, il mercato tirava. Lo so, non però... è stato richiesto a nessuno di essere specialista, perché abbiamo visto iniziative di qualsiasi tipo, l'ente pubblico non lo richiedeva, perché non chiedeva la certificazione energetica. In Italia bisogna sempre richiedere queste cose qua. Purtroppo. Però anche il cliente giustamente non aveva due offerte diverse, aveva l'offerta si che doveva continuava. prendere o lasciare, quindi... Però lì è stato l'errore madornale, è stato dell'ente, che come abbiamo detto prima vedeva l'investimento della zona urbanizzabile riferita a quel periodo magari di Bisogna mandato pensare anche politico. al dissesto idrogeologico, piccolo particolare, questa è un'altra tematica. Comunque sì, abbiamo visto zone edificabili ovunque perché erano oneri, spesa corrente. Cioè, purtroppo adesso però possiamo tirare una linea, sì, possiamo tirarla. Perché tutto sommato lei diceva, l'investimento vale il prezzo in più. Ecco, quando arriveremo a non avere il prezzo in più e avere le classe A, avremo raggiunto ma dovrebbe lo standard. essere quella la È un diritto adesso, averlo in classe A, perché lei quando compra un'automobile guarda com'è, gli piace, però guarda sempre quanto consuma. Su una macchina che effettivamente incide come costo, non è il costo della vita, la macchina la cambierà. Nell'edificio nessuno lo faceva, ora lo fanno, ma non ancora ben dettagliatamente, perché non è spiegato veramente al cliente quanto consumerà o quanto costerà. Ecco il futuro, ma questo lo si può fare dall'inizio alla fine, perché effettivamente mettere una casa sul posto sbagliato la fa consumare già da sola, perché gli apporti energetici esterni contribuiscono gratuitamente moltissimo all'edificio. Ma poi secondo me uno se ne rende conto quando ristruttura il proprio e vede rispetto a prima, dice caspita, ma quanto mi hanno tra virgolette fregato, cosa ne dice lei Presidente? No, tra virgolette, insomma, nel senso che tutto il sistema deve crescere il consumatore, deve crescere l'imprenditore e anche il progettista, no? Perché la situazione in cui ci troviamo è anche frutto di una serie di deficienze, di mancanze. Finora la condizione più importante era sempre quello che costava meno. Quello che costa meno al momento dell'acquisto non è mica detto che sia il valore reale dopo, cioè che dia le migliori condizioni economiche nell'uso. E allora bisogna superare questo limite. Anche le aziende, le imprese devono crescere. Pensi che noi abbiamo provato per anni e anni a far introdurre una normativa che favorisse la crescita delle aziende ed è sempre stata boicottata perché evidentemente c'erano altri interessi che puntavano ad avere una polverizzazione del settore, a una debolezza contrattuale evidentemente, e poi alla fine i risultati sono questi. Adesso il Cassa Veneto sta lavorando moltissimo in questa direzione per
far crescere l'imprenditore. Non è fondamentale. Però ci servono dei tempi, servono degli investimenti, serve tante cose che magari adesso abbiamo anche poco tempo per realizzare. Abbiamo anche noi pochissimo tempo, quindi a lei la parola conclusiva, professore, a questo riguardo. Ma io dico una cosa, un'osservazione, me l'ha fatto venire in mente proprio la discussione di qualche minuto fa. Cioè quando compriamo una macchina, noi ci facciamo spiegare come funziona, guardiamo il libretto di istruzioni, guardiamo come si cambiano le gomme, dove si fa benzina, no? Cioè, giusto per capire qual è... No, se devo aprire il cofano devo sapere, no? Ecco. Certo. Quando compriamo un televisore, lo stesso, guardiamo le istruzioni, non dico videoregistrazioni, i videoregistratori una volta, non si usa. Esatto. Telefonino, guardiamo tutte le cose online, eccetera, eccetera, compriamo una casa e il libretto di istruzioni dov'è? Perché non ci viene dato un libretto di istruzioni nel quale ci viene spiegato come utilizzare la casa per far sì che quella casa sia efficiente? Allora, fino a un po' di tempo fa questa cosa non serviva. Da oggi in poi, ma era da ieri, ma diciamo da oggi in poi, questa cosa servirà perché noi per raggiungere i determinati standard energetici di cui abbiamo bisogno, non solo per ridurre i consumi, perché così risparmiamo aree più pulite e tutto il resto, ma anche perché riduciamo la bolletta energetica, risparmiamo soldi e viviamo meglio. Per far questo, qualcuno che ci spieghi come usare le nostre case al meglio e quali interventi fare sarebbe molto utile. Ora, questo qualcuno c'è ed è il sistema delle costruzioni che deve parlarsi. Allora, compito di tutti, mio, nostro e anche di questa trasmissione e quant'altro, è sicuramente fare un'opera in questo senso e dobbiamo farla adesso più che mai. Quindi questa è la mia esortazione e spero insomma, che possa servire in qualche modo. Allora, io vi ringrazio di averci fatto aprire questo capitolo che è estremamente importante, fa parte sempre delle informazioni e delle istruzioni per l'uso delle case, dei propri immobili che bisogna avere, perché non è che una casa sono 4 muri messi insieme, non è più 4 muri messi insieme in cui si va dentro per starci e proteggersi dalla pioggia, ma è tutto un insieme molto importante di elementi. E poi c'è la tecnologia che ha un ruolo strategico, deve avere sempre più un ruolo strategico, anche collimato con il fattore di costruire delle abitazioni, poi diventa un valore immobiliare ed economico con l'indotto relativo. Detto questo, io vi ringrazio e vi saluto, naturalmente appuntamento a domani. Arrivederci.